Con Daniele Lazzarin, presidente di questo Vespa Club Delta del Po, 15° raduno dopo 2 anni bloccati, finalmente. Quante soddisfazioni a riprendere? Sì, molte soddisfazioni, però anche tanti pensieri, soprattutto per quanto riguarda i posti a pranzo, perché quest'anno li abbiamo bruciati, 150 posti, e il brutto è dire di no delle persone, degli amici che conosci da una vita, e questo mi rattristisce e allo stesso tempo mi esalta, perché vuol dire che si hanno trovato bene. Negli anni scorsi abbiamo seminato bene e quest'anno stiamo raccogliendo i frutti degli anni passati. Grande presidente, naturalmente è un motivo anche per conoscere questo straordinario posto che è il Delta del Po, e voi siete un bel veicolo, bravi. Sì, senz'altro, facciamo conoscere la Sacca dei Scardovari, in particolar modo oggi, e abbiamo il rinfresco all'Osi Cammello. Tra l'altro con la possibilità di fare un giro turistico gratuito, esatto, con una guida importante. Esatto. Grande presidente, complimenti. Grazie Maggi, e in bocca al lupo. Crepi. Vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa, dammi una speciale. Renato Pregnolato alla rappresentanza del comune, assessore allo sport, quanto sono importanti queste cose qua? Direi che sono iniziative fondamentali per promuovere il nostro territorio. Queste sono le occasioni per cui delle associazioni, attraverso la propria passione, il proprio amore per la Vespa in questo caso, organizzano degli incontri, dei raduni con persone che provengono da molte parti d'Italia. Questa è l'occasione fondamentale, questi sono strumenti per promuovere il territorio, che a noi fanno grandissimo piacere, non solo per la loro organizzazione, per il loro merito per la loro professionalità, ma anche per il comune di Taglia del Po, di avere queste organizzazioni che promuovono il territorio. Fanno non solo piacere, ma fanno onore al nostro paese. Roberto Bombonato, che sei il responsabile regionale di cosa? Sono commissario sportivo, faccio parte della commissione sportiva da Vespa Club Italia per la regione Veneto. Quindi se qualcuno vuole fare raduni come questo si deve rivolgere a te. Allora, io mi occupo della parte sportiva, il raduno è un settore turistico che se ne occupa un altro responsabile, un altro commissario, che è Massimiliano Termini, che presumo sia qui anche lui oggi perché ci siamo sentiti per WhatsApp prima, quindi sono stati istituiti diversi settori per i Vespa Club Italia, c'è settore turistico, settore sportivo e settore storico-culturale. I 3 commissari regionali siamo io per lo sport, Massimiliano Termini per il turismo e Mirko Zambaldo per la parte storica, che oggi, non essendo una manifestazione di questo tipo, ovviamente non è presente. Ecco, questo raduno che a livello veneto in dove si colloca? Tra i migliori, tra i medi? Diciamo che ormai è storico, si è consolidato, ha un format che è anche quello storico, quindi è sicuramente un raduno che è ambito, cioè nel senso la gente partecipa perché si trovano bene, non hanno mai avuto problemi particolari o difficoltà. E si mangia bene? Esattamente, credo che tanti vengano anche per questo motivo. Noi come Vespa Club Rovigo, tra l'altro diciamo anche questo, Taglio di Po nasce dal Vespa Club Rovigo ancora nel 2007, perché prima faceva parte del nostro club, sono entrati, hanno conosciuto com'era il mondo Vespa Club e poi hanno fatto il loro club, come è stato anche per Sant'Anna di Chioggia con le Vespe del Bosco, diciamo così, quindi c'è una continuità anche su questa cosa, nel senso che anche loro hanno capito il mondo Vespa com'è e da lì sono partiti e ancora, con quello che c'è stato di problemi, ancora continuano ad essere presenti, insomma. La ringrazio, lunga vita alle Vespe. Bisogna sempre, vediamo cosa ci porterà l'obbligo delle emissioni, non so il nostro futuro quale sarà, secondo me io ho sto piccolo pensiero qua, vediamo. Vogliamo insieme pregare la preghiera del vespista. Santa Vespa da Pontedera,
tu che hai segnato un'era, fa che ad ogni mio viaggio mi assista sempre San Biagio, che ogni santo giorno lo faccia andata e ritorno, che non si bruci la candela, che non finisca la miscela, che non si buchi una gomma, che vada tutto bene, insomma. Questa è la mia preghiera, che farò mattina e sera, da quando metto in moto la mia bella, fino a che scendo dalla sua sella. Ti prometto che guiderò con attenzione, evitando qualsiasi distrazione. Quasi dimenticato, un ultimo pensiero, proteggi anche l'eventuale passeggero. Amen. Siete in questa bella taglio di Po dedicata alla Madonna del Vaiolo, ci affidiamo a lei perché ci aiuti, ci assista e ci benedica. E su tutti voi, sulle vostre vespe, sulle persone che portate nel cuore, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate gioia e colore in questa bella giornata. Andate e guidate in pace. E viva! Sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special estate che avanza, dammi una Vespa, ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. E a scuola non va, ma una Vespa una donna non ho. Ho una Vespa domenica e già, e una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città. Sfiorando i 90, rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una special estate che avanza, dammi una Vespa, ti porto in vacanza. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi. Sei una Vespa special che ti toglie i problemi. E a scuola non va, ma una Vespa una donna non ho. Ho una Vespa domenica e già, e una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città.